La tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue. Dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele,
nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro, ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro, ti danno tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro, ti danno tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Carissimi, buongiorno, pace nel Signore, benvenuti alla nostra preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma delle Sheadamit, Chiese Evangeliche Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiane. E noi siamo qui stamattina per la gloria del Signore, perché Lui veramente è buono, Dio è fedele. Amen. Buongiorno a tutti, non dimenticare di lasciare il vostro mi piace, di condividere questa diretta con altre persone e se tu non sei ancora iscritto su questo canale, ti invito a iscreversi AD Arca Missionaria Italia. Fa la tua iscrizione, attiva tutte le notifiche e ogni mattina di martedì e giovedì siamo qua con la preghiera del mattino, portando sempre una parola di Dio per la tua vita. Benvenuti, io sono il pastore Victor Lopes e per la grazia di Dio sarò con voi stamattina per pregare insieme, per parlare la parola del Signore e mandare un saluto a tutti. Vorrei mandare questo saluto a tutti i miei fratelli che ci accompagnano su questo canale. Che Dio vi benedica, un abbraccio grande a tutti, che il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Qui c'è il nostro numero di WhatsApp, la segreteria di Sheadamit funziona martedì e giovedì dalle 10 alle 18, 351 360 4320. Questo è il nostro numero di WhatsApp che potete contattarci per lasciare un suggerimento, per condividere una testimonianza, per fare la vostra richiesta di preghiera. E fate attenzione, stiamo aggiornando il nostro sito, funziona già, però stiamo aggiornando e il nostro sito è www.sheadamit,
io dico Como, Empoli, Ancona, Domodossola, Ancona, Milano, Imola, Torino.org. Otranto, Roma, Genova, ok? Non dimenticare, questo è il nostro sito www.sheadamit.org e sul nostro sito potete vedere tutte le nostre attività, tutte le cose. Attenzione, stiamo aggiornando il nostro sito e a breve avremo delle diverse novità sul sito, importantissime. Non dimenticare di dare una occhiata oggi sul sito di Sheadamit, ok? E anche se tu hai social Instagram, potete visitare, seguire i nostri profili di Instagram. Noi abbiamo 3 settori ecclesiastici, per la grazia di Dio. Siamo in provincia di Firenze, in provincia di Pisa e in provincia di Verona. Io vorrei mandare un abbraccio a tutti i nostri fratelli delle province, nostri coordinatori, missionario Marco Lillo con la sua famiglia, missionario Giovanni con la sua famiglia, e io e Priscilla che siamo qua lavorando sia per il settore e per la missione. Un abbraccio a tutti, che Dio vi benedica. Se non segue ancora i profili di Instagram, io vi invito a seguirci perché veramente è molto importante, ci sono tanti contenuti edificanti. Gloria a Dio. Vorrei ringraziare a tutti i nostri fratelli che cooperano con l'opera del Signore. Vorrei ringraziarvi perché veramente è una benedizione ognuno che coopera, che contribuisce, che partecipa. Grazie per la tua offerta missionaria, grazie per la manutenzione dell'opera di Dio. Io dico sempre che nessuno, il mondo non avrà voglia di sostenere l'opera del Signore, evangelizzazione, mai, perché il mondo non vuole questo, ma la Chiesa che è la gente di Dio, la Chiesa è la gente di Dio sulla terra, ok? È l'ambasciata del cielo, alleluia. La Chiesa è l'ambasciata. Noi siamo ambasciatori e la Chiesa è l'ambasciata di Dio sulla terra. Quando un paese manda un rappresentante in un altro paese, costruisce un'ambasciata e quell'ambasciata è come se fosse un pezzo del paese in quell'altro paese. E la Chiesa è un pezzo del cielo sulla terra. Amen? Chi è Chiesa di Gesù? Alleluia! Gloria a Dio! Benedetto sia il nome del Signore. Quindi la Chiesa di Gesù segue camminando, operante, militante, finché trionferemo. Alleluia. La Chiesa di Dio trionferà nel giorno del Signore, quando Lui verrà, quando Paolo ha scritto ai Tessalonicensi dicendo che noi non dobbiamo stare tristi, afflitti, preoccupati con niente, perché il Signore verrà e veramente verrà. Alleluia. E questa è la nostra speranza. Vorrei lasciare una parola per tutti. Lasciate il vostro mi piace, il vostro commento, vediamo chi c'è con noi stamattina. Vorrei mandare un saluto in specifico. Alife Felipe, gloria a Dios, amén, hermano, Dios lo bendiga, nel nome di Gesù. Missionária Mirella, pace nel Signore, che Dio ti benedica. Deus te abençoe, Mirella. Svécia, um abraço a todos os meus irmãos da Suécia.
in portoghese ho parlato, ora in italiano. Un abbraccio a tutti i miei fratelli di Svezia. Missionário Giovanni, un abbraccio grande, Dio ti benedica. Sorella Linda, Linda Norma di Pisa, un abbraccio sorella, che Dio ti benedica, a te e ai tuoi figli, nel nome di Gesù. Vorrei lasciare una parola che si trova in Tessalonicesi, capitolo prima Tessalonicesi, capitolo 5, dice la parola del Signore. Capitolo 5, versetto 16, dice così la parola. Siate sempre gioiosi. Versetto 17 dice, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Versetto 19, non spegnete lo spirito. Versetto 20, non disprezzate le profezie. Versetto 21, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Versetto 22, astenetevi da ogni specie di male. Versetto 23, or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore vostro Gesù Cristo. Versetto 24, fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Amen, gloria a Dio, che benedizione. Siate sempre gioiosi, ma difficile? Noi che viviamo in un contesto che vediamo sempre le persone tristi, in una inquietudine, senza pazienza, preoccupati, agitati. Ma nel versetto 17 Paolo ci porta la condizione, il modo di diventare gioioso. Prima lui ci avverte dicendo: siate sempre gioiosi. E nel versetto seguente lui dice il modo di diventare gioioso: non cessate mai di pregare. Alleluia. Fratelli, la preghiera ci toglie dal mezzo dell'uragano. C'è quell'uragano, quella tempesta, quel vento, ma quando noi preghiamo è come se noi fossimo rapiti, tolti di mezzo da quel vento, da quell'uragano. È come se noi fossimo dentro una capsula. In quella capsula rimaniamo lì saldi. Ecco. Noi non saremo tolti da questo mondo adesso. Siamo in attesa di questo rapimento, ma per ora siamo in questo mondo, in questa terra, vivendo ogni giorno. E io vorrei spingere i miei fratelli che mi ascoltano a pregare. Alleluia. C'è una lode, una lode che dice: nella preghiera io trovo calma,
Nella preghiera io trovo pace, parlar con Dio fa bene all'anima, parla con Dio mi soddisfa. Parla con Dio, che privilegio, apri l'anima al Creator, vede che il cielo è sempre aperto. Non mi ricordo più, ma è bellissima questa canzone. E loro cantano: grande è il nostro Dio e le opere che Lui fa, il suo amor è infinito, il suo perdon mi soddisfa. Alleluia! Grande è il nostro Dio. Paolo ha detto: pregate, non cessate mai di pregare. Come pregare? Rendendo grazie, perché questa è la volontà di Dio. Tu hai ringraziato stamattina perché sei svegliato? Tu hai ringraziato Dio stamattina perché hai dormito? Tu hai ringraziato Dio perché tu puoi alzarsi, tu hai da mangiare? Tu hai ringraziato Dio per la tua famiglia? Ah, pastore, ma sai che la mia vita non va niente bene, ma è questo che Satana vuole, che tu ti lamenti della vita e dica: ma sai, niente è buono, niente mi soddisfa, niente mi completa. Ah, fratelli, vi dico stamattina, Dio è tutto per noi. E quando noi ci renderemo conto di che Lui è tutto, il resto diventa resto. Gloria a Dio! Cristo è nostro Signore. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate. Ci sono persone che non ascoltano più la voce del Signore. Ci sono persone che non danno più ascolto alla voce del Signore. Ci sono persone che non sono più sensibili alla voce del Signore. Dio parla e non piange più. Quando canta non senti più la grazia di Dio. Quando prega non piange. Fratelli, se voi state cantando, pregando, leggendo la parola e non piangete, c'è un problema. Questo è un segno che c'è un problema spirituale nella tua vita, perché la presenza di Dio muove il nostro spirito, muove la nostra carne. Alleluia! La Bibbia dice che quando la presenza del Signore entrava nel tabernacolo, agitava la tenda della congregazione. Gloria! C'era un movimento. Alleluia! Gloria! Oh, gloria! E come, fratelli, sentire questa presenza? Paolo ci dà consiglio. Non disprezzate le profezie, date ascolto, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. E nel versetto 22 viene la sensibilità. Astenetevi da ogni specie di male. Alleluia! Astenetevi da ogni specie di male. Ma sai che questo non è male, tanto è normale, fratelli. Non disprezzate le profezie, la parola di Dio, non disprezzatela. Non disprezzatela. Cosa dice il Signore su questo? No.
Dio non piace questo. Dio non vuole questo. Sono le cose che Dio abomina o abomina. Com'è? Devo imparare. Avete pazienza con il mio italiano? Per favore, avete pazienza. Cosa Dio abomina o abomina? Come capite? Vediamo sulla parola di Dio cosa Dio abomina. Cosa sono abominevoli? Proverbi capítulo 26. Proverbi 26, 25. Proverbi di Salomone 26, allora. Ventisei, 25. 26, Provérbio 26, veja, vedete, cose che Dio non piace. Come la neve non si addice all'estate, né la pioggia al tempo della mietitura, così non si addice la gloria allo stolto. Come il passero vaga che qua e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. La frusta per il cavallo, la briglia per l'asino e il bastone per il dorso degli stolti. Non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Chi affida messaggi a uno stolto si taglia i piedi e si abbevera di afflizione. Come le gambe dello zoppo sono senza forza, così è una massima nella bocca degli stolti. Chi onora uno stolto fa come chi getta una gemma in un mucchio di sassi. Una massima in bocca agli stolti è come un ramo spinoso in mano a un ubriaco. Chi spiega lo stolto e il primo che capita è come un arciere che ferisce tutti. Lo stolto che ricade nella sua follia è come il cane che torna al suo vomito. Hai mai visto un uomo che si crede saggio? C'è più da imparare da uno stolto che da lui. Il pigro dice: c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie. Come la porta si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto. Il pigro tuffa la mano nel piatto e gli sembra fatica riportarla alla bocca. Il pigro si crede più saggio di 7 uomini che danno risposte sensate. Il passante che si riscalda per una contesa che non lo concerne è come chi afferra un cane per le orecchie, come un pazzo che scaglia tizzoni, frecce e morte. Così è colui che inganna il prossimo e dice: l'ho fatto per ridire. Quando manca la legna, il fuoco si spegne, e quando non c'è maldicente, cessano le contese.
Come il carbone dà la brace e la legna dà la fiamma, così l'uomo risoso accende le liti. Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell'intimo delle viscere. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro medita l'inganno. Quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha 7 abominazioni nel cuore. Il suo odio si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Chi scava una fossa vi cadrà, e la pietra torna addosso a chi la rotola. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito, e la bocca adulatrice produce rovina. Avete visto le cose che Dio abomina, che non piace al Signore? Fratelli, è terribile questo, terribile, perché molte volte noi pensiamo Dio non sta vedendo questo, ma Dio conosce i cuori. Dobbiamo cercare quello che Paolo ha detto, astenerci dal male. È questa la volontà del Signore, perché possiamo vivere gioiosi, abbiamo bisogno di astenerci dal male. Ci sono cose che tu sai che devi abbandonare, no? Ci sono attitudini che Dio non piace. Ci sono cose che il Signore vuole che noi abbandoniamo perché non fa parte della nostra nuova vita. Per questo l'Apostolo ha detto ai Tessalonicesi che loro avevano bisogno di cercare nel Signore questa santificazione. Or il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo. Che il Signore stamattina, fratelli, possa conservare irreprensibile, santifichi completamente il nostro essere, spirito, anima e corpo. Possiamo fare questa preghiera stamattina? Scrivete qua su commenti, sulla chat, dicendo spirito, anima e corpo. Pace nel Signore Nemesis, Dio ti benedica. Missionaria Jamili, chi c'è più? Lasciate il vostro mi piace. Preghiamo al Signore stamattina chiedendo al Signore che ci santifichi, ci aiuti. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Preghiamo al Signore stamattina che Lui è qui con noi. Padre, nel nome di Gesù siamo qua, vogliamo ringraziarti, Signore, di questa opportunità, del privilegio che ci dai di essere qui nella tua presenza per lodare e benedire il tuo santo nome. Grazie, Signore, di questa mattina speciale. Oggi, Signore, siamo qua e vogliamo ringraziarti di questa opportunità felice. Vogliamo darti grazie della nostra salvezza, del perdono dei nostri peccati. Grazie, Signore, perché ci hai condotto in mezzo al fuoco, in mezzo alla lotta, alle difficoltà. Tu ci conduci e la preghiera, Signore, ci coinvolge,
ci fa capire la tua bontà, la tua grandezza, il tuo amore, la tua fedeltà, Signore, perché nonostante subiamo difficoltà, afflizione, tribolazione, persecuzione, ingiustizia, ma noi, Signore, siamo nelle tue mani, sappiamo che tu sei il giusto giudice e che la nostra causa la mettiamo, Signore, nelle tue mani. Abbiamo deposto nelle tue mani e so, Signore, che tu farai ciò che noi non possiamo fare, perché tu sei il Signore che sei nel nostro domani, tu conosci tutti. Io sono qui in questa stanza, ma tu sei anche con la Nemesis, con la Jamili, tu sei anche con Alife, tu sei con tutti che sono in diretta con noi. Noi siamo separati soltanto fisicamente, ma siamo uno nel tuo corpo, in te, Signore. Siamo tutti legati nello Spirito Santo, perché il tuo Spirito Santo, Signore, ci collega. Grazie, Signore. Ti prego stamattina per la salvezza dei nostri parenti. Ti prego che tu possa completare l'opera nella vita dei mariti, delle mogli, dei figli, e che le famiglie possano venire, Signore, a servirti, sia per la tua gloria, ogni persona che viene in chiesa per servirti, Signore. Ti prego di essere con noi, di condurre il nostro giorno, la nostra giornata, i nostri passi, che il tuo Spirito Santo ci dia saggezza nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, che tu possa liberarci dal male, Signore, dal maligno, che noi possiamo essere santificati, corpo, anima, spirito, Signore, nel nome di Gesù, Padre, che tutte le forze del nemico, che tutte le porte che abbiamo aperto, Signore, che tu ci dia la grazia per chiudere queste porte e seguire per il futuro che tu ci hai promesso, che noi possiamo oggi, Signore, avere fiducia in te e guardare il nostro futuro con gioia, non con tristezza, anche se il mondo non ci promette tante cose che ci garantiscono un futuro brillante, ma in te noi abbiamo sicurezza, certezza, fede che avremo un futuro di pace. Alleluia, alleluia. Davide ha detto: io sono vecchio, un giorno sono stato giovane, ma non ho mai visto un giusto disamparato nella sua discendenza mendicare il pane. Signore, ti prego per i miei fratelli delle basi missionarie, per i miei fratelli d'Italia, per i miei fratelli che sono all'estero, in Europa, in altri continenti. Signore, nel nome di Gesù ti prego che tu possa raggiungere loro nella loro difficoltà, nel loro bisogno, che loro possano, Signore, essere protetti dai tuoi angeli, perché la tua parola dice che tu dà ordine agli angeli al nostro cospetto, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, combatti i combattimenti che noi non riusciamo, vince le guerre per noi, Signore, perché è vero che noi, come Giosafat, noi, Signore, scendiamo, preghiamo, digiuniamo, ci prepariamo per la battaglia, scendiamo la discesa, ma quando arriviamo sulla valle troviamo la sorpresa di Dio. Alleluia, gloria, perché tu sei uscito prima. Alleluia, gloria a Dio. Tu sei uscito davanti a noi, Signore. Alleluia. Come il popolo che era nel deserto, che i nemici attorno guardavano il popolo, l'accampamento di Israele, e vedeva una colonna di fuoco di notte.
e di giorno una nuvola. Signore, se noi siamo in te, i nemici non vedranno noi, ma vedranno te a proteggerci. So che tu sei questa colonna di fuoco, so che tu sei questa nuvola che ci protegge e la tua gloria è visibile sulla nostra vita. Il mondo vede la tua gloria nella nostra vita, perché la tua parola dice e si vedrà la differenza fra chi serve Dio e chi non serve Dio. E c'è la differenza, Signore. Dacci un cuore grato, perché possiamo essere gioiosi, Signore, che possiamo pregare sempre, incessantemente, in ogni momento con grazia, perché questa è la tua volontà. Signore, ti prego, aiutaci in tutto, benedice le basi missionarie, dà tu la crescita, Signore. Annaffia la terra, annaffia questo suolo che stiamo seminando con la tua parola. Ti prego per il vivaio missionario, per il corso che inizieremo di approfondimento ai Vangeli. Signore, dacci la capacità sia linguistica, sia spirituale, sia nell'oratoria, perché possiamo avere una buona oratoria, perché tutti possano capirci, che tuo spirito colleghi me e loro che saranno online in quella lezione di lunedì, che tuo Spirito Santo mi dia per la tua grazia le parole che edificano, che trasformano, che fanno crescere, e che i miei fratelli che parteciperanno di questa scuola biblica ogni lunedì, Signore, siano edificati insieme a me. Ti prego, Signore, nel nome di Gesù, che tu possa togliere ogni difficoltà, ogni impedimento che sia davanti a loro per non partecipare di questo approfondimento spirituale. Nel nome di Gesù, Padre, che questa scuola biblica sia come la scuola dei profeti, che sia una scuola profonda, che possiamo crescere tutti spiritualmente per la gloria del tuo nome, Signore. Dacci la comprensione, lo spirito di saggezza che era sulla vita di Daniele, che tu possa dare a me e a questi alunni, che tutti noi possiamo, Signore, tutti noi possiamo avere la saggezza, il discernimento e la profondità spirituale della tua parola, perché possiamo essere capaci, perché possiamo essere capaci, perché possiamo essere allevati, preparati per portare le buone notizie al mondo, il tuo Vangelo. Nel nome di Gesù ti prego, Padre, guarisce i malati, sostieni i necessitati, benedice ognuno, sia quelli che lavorano e quelli che sono beneficiati dal nostro lavoro, dalle opere che facciamo nella tua vigna, Signore. Ti prego per ogni lavoratore del progetto Non Sei Solo. Ti prego per ogni missionario. Ti prego per ogni base missionaria. Ti prego per le famiglie. Ti prego, Signore, per l'Italia. Ti prego per tutta Europa, per il mondo. Ti prego per il mio pastore Roberto, per la missionaria Iraci e per tutti i nostri missionari che sono sul campo ad evangelizzare. Nel nome di Gesù nostro Signore, continua con noi, dacci la tua grazia. È questo che ti chiediamo, nel nome del Padre, del Figlio e
e dello Spirito Santo. Amen e amen. La parola di oggi è: siate sempre gioiosi. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo siano con noi. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo sia con noi. L'amore di Dio nostro Padre e le consolazioni dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi, domani e per sempre. Puoi dire amen? Dio vi benedica. Lasciate il vostro mi piace, non dimenticare, e un buon weekend nella presenza del Signore e ci vediamo martedì. Se tu ancora non sei iscritto per partecipare del corso di approfondimento ai Vangeli, puoi fare la tua iscrizione direttamente sul nostro sito www.sheadamit.org. Se no, potete mandarci un messaggio direttamente su WhatsApp 351 360 4320. Potete mandarci un messaggio e così faremo la tua iscrizione. La classe inizia lunedì alle 20:30 e saremo ogni lunedì in questo stesso orario alle 20:30 con la nostra scuola biblica del vivaio missionario, il nostro corso di approfondimento ai Vangeli. Saranno 4 periodi ogni lunedì dalle ore 20:30 alle ore 21:30. Quindi un'oretta alla settimana per approfondire più sui Vangeli. Che Dio vi benedica. Un abbraccio grande e ti aspetto partecipando di questo corso del vivaio missionario. Ciao a tutti, buona giornata nella presenza del Signore. Proprio in mezzo a noi.